anche in altre parti della Sardegna, anche se con nomi differenti, Sababayeca è il toponimo di un sentiero che finisce in un precipizio nel quale in età preistorica venivano spinti i vecchi dai propri figli, perché reputati improduttivi o semplicemente ingombranti. Infatti la parola Babayeca deriva da Babai, che significa babbo, ed Eka, che significa entrata o uscita da o verso un sentiero campestre. Babayeka quindi significa uscita del babbo, nonno o vecchio. Questa tradizione sarebbe avvalorata dalla testimonianza di Timeo, storico greco siciliano, il quale scrisse che in Sardegna i vecchi venivano eliminati, facendoli precipitare da alti dirupi, percuotendoli con dei bastoni. L'imboccatura del sentiero che portava al precipizio si trovava nei pressi del ponte su Rio Pardo, a 3 chilometri dal centro abitato. La leggenda racconta della fine di quell'usanza colma di barbara ingratitudine. Come già tante volte accadde, i familiari più prossimi portarono su per quel sentiero il proprio vecchio padre. Quando già si stavano apprestando a spingerlo giù dal baratro, egli chiese ai figli che prima del grande salto gli permettessero di riposarsi, in quanto era stanco. «Anch'io», disse il vecchio rivolgendosi ai figli, «in questo sasso lasciai sedere mio padre quando lo condussi a Sababayeca». I figli acconsentirono all'estrema richiesta del vecchio ormai condannato, ma mentre guardavano il babbo seduto su quel sasso, che aveva visto tanti vecchi attraversare quel punto e non tornare più indietro, un pensiero terrorizzante pervase le loro menti e rabbrividirono al pensiero che un giorno anch'essi sarebbero stati condotti dai rispettivi figli per quel sentiero, fino a giungere al baratro che avrebbe decretato la loro tragica fine. Così, guardandosi negli occhi, ciascuno scorse nel volto degli altri il proprio terrore di una fine inevitabile. Fu allora in preda a tanta paura mista a compassione per il vecchio genitore e per loro stessi che decisero di riportare a casa il loro vecchio, ma saggio padre, e di tenerlo nascosto. Da quel giorno il benessere riempì la loro dimora, suscitando la sorpresa degli altri membri della piccola comunità paesana, i quali con il passare del tempo divennero sempre più curiosi di venire a capo delle cause che lo avevano generato. Scoprirono poi che quel benessere era dovuto ai saggi consigli che il vecchio padre nascosto dava ai propri figli e che quindi la saggezza che egli aveva maturato durante la sua vita poteva essere utilissima ai giovani. Ne conseguì la decisione di abbandonare la pratica di quel rito che altro non portava che la perdita di un prezioso bagaglio culturale che avrebbe tanto giovato alla società, la quale sarebbe stata abbondantemente compensata per l'ingombro che fino ad allora era stato la causa di un rito così crudele. Il viaggio all'interno dell'immaginario sardo, ricco di leggende e figure misteriose, tutte da scoprire, è dedicato alle signore di Donigazza, donne molto autorevoli, che uscivano di rado, giusto per presenziare alla messa. Si narra che tra queste si nascondesse anche una maga potente. Quanti di voi conoscono Ghilarza? Proprio lì dove Antonio Gramsci passò buona parte della sua vita, vi era un paese, ormai scomparso, chiamato Donigazza. Qui, in strutture che alcuni dicono somigliassero a nuraghi, altri che invece li identificarono proprio come nuraghi di imponenti dimensioni, avevano la loro dimora le signore di Donigazza. Non si trattava di donne qualunque, anzi austere e riservate, dedite unicamente alla cura del giardino. Si racconta che l'influenza esercitata
dalle signore era così importante che il prete di Ghilarza non iniziava mai la messa se prima non notava la loro presenza tra i banchi. Tant'è che è famoso il detto «Tatti cresi, sa signore Donigazza?» per riferirsi a delle ragazze o a delle donne piuttosto vanitose e superbe. Le abitudini delle signore erano molto particolari. Non solo trascorrevano la maggior parte del tempo a curare il giardino delle loro abitazioni, ma erano solite cucirsi da sole gli abiti, dotati di ricchi ricami, così come le loro scarpe, ed in testa portavano un fazzoletto bianco. Quando lavavano gli indumenti non utilizzavano il sapone, ma sugrivazzu, il pane di casa. Una di loro in particolare, chiamata Sonigazza, era molto temuta, si dice infatti che fosse una maga molto abile nella pratica della magia oscura. Alcuni testi narrano che abitasse nei pressi di Riola e che avesse un patrimonio così vasto che veniva spesso preso di mira dai ladri. Tuttavia nessuno riuscì mai a derubarla, proprio per le sue doti magiche. Una volta i malviventi la attaccarono alle spalle mentre sbrigava le faccende in giardino, ma lei, veloce come un fulmine, si tramutò in una cornacchia e scappò via mettendosi in salvo. Un'altra volta, colta di sorpresa da un gruppo di briganti, li fece diventare tutti invisibili tra loro, cosicché questi dovettero rinunciare all'impresa. Per proteggersi dai vari attacchi, Sonigazza circondò la sua casa di fossi profondissimi, ricolmi d'acqua, in modo tale che nessuno potesse attraversarli, e quando lei stessa doveva recarsi a messa, scendeva giù per un tunnel sotterraneo scavato grazie alle sue capacità. Ma qual è il triste epilogo che pose fine alla vita di una donna tanto potente e astuta? Nient'altro che una goccia di rugiada che, colpendola, la fece ammalare di raffreddore e successivamente ne procurò la morte. Questo, ovviamente, avvenne mentre la donna si trovava nel suo amato giardino. La tradizione, comunque, stenta a dimenticarsi della sua storia